Ciao ragazzi, allora come procede il vostro isolamento da coronavirus? Beh, io volevo innanzitutto ringraziarvi perché siete stati in tanti, in tantissimi a scrivermi, rendendomi partecipe di quello che fate per affrontare al meglio questa situazione. In tanti di voi leggono, tanti di voi ascoltano musica, cucinano, arte nobilissima quella della cucina, e devo dire che, e questo mi rende un po' orgoglioso, molti di voi mi hanno scritto di essere andati a rivedere i miei video su YouTube e sulla mia app. Grazie davvero per la fiducia e per la stima, continuate a farlo perché questa situazione prima o poi finirà e quindi i video comincerò a riprodurli di nuovo. Ma c'è anche stato qualcuno che mi ha fatto vivere la criticità del momento in una situazione che mi tocca veramente da vicino. Eh già, il messaggio di Gabriele parla chiaro. Ciao Stefano, raccolgo il tuo invito per raccontarti che cosa faccio io in questi giorni di isolamento. Come sai, qui questa volta ti porto io a casa mia, precisamente nella mia cantina. Siamo a Caltrano, provincia di Vicenza, e il prodotto principe, come tu sai bene, di questo paese è il formaio nel pignato. Formaio nel pignato, abbiamo fatto un bellissimo video insieme dove spieghiamo insieme che cos'è, da dove viene, come è fatto, eccetera. L'altra mia grande passione, come sai, è il vino. Essendo un sommelier, è il vino. E con che cosa lo abbiniamo questo formaggio? Con un vino passito da uve Vespaiolo, cioè il torquolato. Non un torquolato qualsiasi, ma il torquolato mio, fatto proprio qui, in questa cantina, in questa casa, in questa corte. Quindi, prodotti a chilometri zero. Ma chi dico zero? Meno uno, meno un metro, perché siamo sottoterra. Stefano, alla salute. È la prima volta che passi per di qua, ti aspetto. Ciao! Caro Gabriele, io ti ringrazio per questo messaggio, anche perché, come vedi, io adesso sto entrando nella piccolissima cantina di casa mia, perché quando ieri me l'hai inviato il tuo messaggio, io mi sono detto, "Ah, ma ne avrò ancora di quei barattoli di formaio nel pignato che mi aveva regalato qualche mese fa?" E io pensavo di sì, perché pensavo che questo fosse l'unico e ultimo sopravvissuto, no? E già, insomma, dicevo, vabbè, insomma, me ne assaggio un po' prima di andare a fare scorte di nuovo. Invece no, sai cos'è questa? È crema di carciofi. Ma se poi... no. E questa sai cos'è? Questa è l'ultima bottiglia di vino dolce della mia cantina. È peraltro un buonissimo reciotto della Valpolicella. Ma non si può andare avanti così. Quindi io ti ringrazio di avermi reso consapevole di questa mia gravissima criticità. E quindi spero che il coronavirus finisca in fretta, perché tu ormai la promessa l'hai fatta. E io stai sicuro che passerò a trovarti. Stai sicuro, ragazzo? Io ti vedo. Ciao Gabriele, un abbraccio forte.